Cari amici di Sicilia Magazine, si accende l'estate a Trecastagni con il salotto dell'Etna. 3 settimane fra cibo, degustazione, show cooking e tanto altro. Insomma, non mancherà neanche il vino, quindi vi aspettiamo a breve. Questa è la seconda settimana, abbiamo iniziato col Festival dei Vulcani dove si è tracciato la linea e si è parlato dei vulcani, abbiamo continuato con oggi un focus sui vini, sulla degustazione e quindi sull'abbinamento del cibo con i vini, ma al tempo stesso con la presentazione dei libri, con la musica dal vivo, con la passeggiata nel centro storico, qualcosa che avvolge, che coinvolge naturalmente in questo periodo dell'anno che per noi è importantissimo perché sono i primi giorni caldi della stagione e quindi siamo molto contenti. Settimana prossima invece cosa ci dobbiamo aspettare? In sostanza il format viene ripetuto nella misura in cui questo sabato facciamo con uno chef nazionale lo show cooking, il prossimo sabato si parlerà più territoriale, nel senso che i vini sono sempre del territorio. Gli chef cambiano, il prossimo sabato ci sarà uno chef nostro locale che ci farà degustare i piatti tipici nostri insieme ai vini e naturalmente continueremo sia con la musica sia con la presentazione dei libri e con una chicca finale che vedremo la prossima domenica. Oggi il mio compito è quello di cercare di abbinare dei vini etnei prodotti localmente, quindi ci troviamo in questo versante tra 600 e 800 metri sul livello del mare, 3 produttori, uno più interessante dell'altro, e questi vini, 2 bianchi e un rosato, in abbinamento ai cibi che vengono proposti appunto dalla chef Federica De Lieto, che è oggi qui per questa occasione. Devo dire che l'intuizione da parte del Comune di Trecastagni e dell'organizzazione del Salotto dell'Etna è stata quella di non dedicare al vino semplicemente uno spazio, ma dedicargli una sezione nella quale l'abbinamento fra il cibo e il vino, oltre alle degustazioni e alle masterclass, dessero al mondo del vino la dignità che merita di avere, soprattutto al vino dell'Etna, che è una produzione di eccellenza, una produzione di qualità legata a questo territorio in maniera inscindibile, perché nel territorio di Trecastagni operano delle aziende molto importanti che si occupano di vino. L'idea di anche nei 2 sabati di coinvolgere 2 chef, una anche di rilievo nazionale, una locale come Valentina Rasà, Federica Di Lieto, la chef di questa prima serata, serve anche a far capire come l'abbinamento fra il cibo e il vino sia un incontro fra 2 eccellenze che sono proprio quelle dell'enogastronomia, del vino e del cibo di qualità, e questo regaleremo e regalerà l'amministrazione comunale insieme al Salotto dell'Etna a quelli che parteciperanno a questi eventi. Beh, le occasioni sono tantissime, certamente questa è una delle tante, l'estate siciliana ormai insomma da tanti anni ricordiamo che si svolge molto anche presso i paesi. Paradossalmente gli etnei, i produttori etnei fanno più fatica a sottoporre o far conoscere i vini propri agli astanti catanesi o delle province di Catania piuttosto che fuori all'estero. Sono rinomati da tutte le parti del mondo, ma come diciamo sempre nemo profeta in patria, quindi è bene che la gente si affezioni un po' anche alle nostre cose. Ma stasera ne vedremo veramente delle belle, perché io ho portato la Calabria, l'Etna ci mette i suoi vini e quindi abbiamo giocato, ci siamo anche confrontate facendo dei piccoli assaggi prima di iniziare per trovare l'abbinamento perfetto. Speriamo di esserci riusciti e non vi spoilerò granché, vi dico soltanto che l'ultimo sarà un passito. E insomma è stato veramente molto bello e divertente, perché capire come 2 regioni molto simili ma estremamente diverse riescono a comunicare e a fondersi tra cibo e vino. Qual è in questo evento, ma anche con voi, la cosa che un po' vi unisce, il Salotto dell'Etna e Cantieni così, fra cibo e vino? Sicuramente l'enogastronomia è un tema fondamentale. Come diceva, noi abbiamo un'osteria all'interno della cantina dove proponiamo una cucina di territorio, una cucina che parla di Trecastagni, delle tradizioni di Trecastagni con prodotti slow food. I paesini ai piedi dell'Etna, vino e enogastronomia è un connubio assolutamente indispensabile.